Genova e parliamo adesso degli strumenti patrimoniali per gli anziani con Marco Durazzo. Quando si dice il bastone della mia vecchiaia, spesso non si immagina di cosa si possa avere realmente bisogno negli anni della terza età, quella che inizia dopo il compimento dei 65 anni. Ma esistono gli strumenti patrimoniali e contrattuali per dare solidità non solo al bisogno di sicurezza, ma anche alla certezza di avere qualcuno a fianco degli anziani. Ora arriva una guida preparata da notariato e associazioni dei consumatori. La rendita vitalizia è uno di questi, si tratta di una prestazione in denaro periodica e per tutta la vita in cambio del trasferimento di un bene mobile o immobile. Il caso più noto è quello della nuda proprietà. L'acquirente dell'abitazione in cui continua a vivere l'interessato si impegna a pagare periodicamente un importo concordato. Contenuto non molto diverso ha il contratto di mantenimento, sempre in cambio del trasferimento di un bene mobile o immobile, una casa o un capitale. Il vitaliziante si obbliga ad un'assistenza materiale e morale, dunque non solo monetaria, alla persona anziana. Impegno analogo si può assumere anche in presenza di una donazione con onere di assistenza che può essere assolto anche verso terzi, più persone o associazioni benefiche. A impegni di questa natura può essere collegato anche il più noto degli strumenti delle persone in età avanzata, il testamento. Ne parliamo in studio con Pierluisa Cabiddu del Consiglio Nazionale del Notariato. Benvenuta. Allora, la casa si può trasformare in una sorta di bancomat per avere subito liquidità, ma come evitare possibili truffe e abusi? Allora, sicuramente la tutela dell'anziano è fondamentale perché sia per l'età sia per la situazione di bisogno, di assistenza o di denaro nella quale si può trovare è in una posizione di fragilità. In primo luogo è fondamentale indagare la volontà delle parti e vedere esattamente cosa l'anziano vuole, qual è lo scopo che vuole perseguire, quali sono le sue esigenze. E questo è un ruolo fondamentale che svolge il notaio, che guida l'anziano nella scelta di quello che è lo strumento più adatto alle sue esigenze. Il servizio li ha elencati, questi strumenti sono diversi, ognuno ha le sue specificità, come diverse sono le esigenze che l'anziano può avere e quindi è fondamentale che questa scelta sia una scelta consapevole e il notaio indica poi all'anziano quelli che sono i vantaggi e gli svantaggi ai quali andrà incontro a seconda della scelta che viene fatta. Quali invece i costi che bisogna affrontare? Per i costi dipende dalla tipologia di scelta che viene fatta, perché l'incidenza maggiore è data dalle imposte, che cambiano a seconda del tipo di atto che deve essere fatto. Se c'è la vendita della nuda proprietà con riserva di usufrutto occorre sottrarre il valore dell'usufrutto dalla piena proprietà, poi i calcoli si fanno sui valori spesso catastali, altre volte invece è importante calcolarlo sul valore reale. Possono variare a seconda della tipologia di atto che viene fatto. Quanto agli eredi, che garanzie hanno di vedere riconosciuti i loro diritti? Anche lì dipende dalla tipologia di atto che viene scelta, perché per esempio nella donazione con l'onere di assistenza si sa già che l'erede potrebbe essere, si può rivalere sulla donazione qualora i beni lasciati non siano sufficienti per la sua legittima. Per contro, se il bene invece è lasciato per un contratto di mantenimento, allora no, perché è un contratto oneroso e quindi non ha nessun diritto. Grazie. Noi torniamo a collegarci per avere aggiornamenti